Da stamattina più o meno verso le 9 è venuto su proprio una tromba d'aria abbastanza forte, impellente e ha fatto parecchi danni insomma qua. Qui vediamo la piazza 29 aprile che sono caduti dei pini marini e un cedro del Libano, piante abbastanza importanti, secolari. Eccoli gli effetti del maltempo che si è abbattuto nel territorio di Camisano Vicentino. Le due ondate di forte vento e pioggia, prima alle 7 e la seconda dopo poco più di un'ora, hanno sradicato diversi alberi, anche secolari. Particolarmente colpito anche i territori di Crespadoro, con ripetuti blackout elettrici, e quello di Brogliano, dove alberi e grossi rami sono piombati sulle carreggiate abbattendo pali dell'elettricità e richiedendo l'immediato intervento della protezione civile. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno Cornedo Vicentino, anche se fortunatamente non si registrano feriti. A Valdagno paura per la cuspide del campanile della chiesa di Piana che è stata piegata dalle raffiche di vento. A causa del rischio caduta della croce è stato chiuso il traffico il tratto di via Chiesa di Piana. In via precauzionale è vietato anche il passaggio pedonale nel tratto di marciapiede al confine con l'edificio. La parrocchia è al lavoro per organizzare l'intervento per la messa in sicurezza della struttura. A preoccupare l'amministrazione è anche l'arrivo di fenomeni di maltempo più intensi e gli effetti che avranno sul fragile territorio. Abbiamo riscontrato delle criticità sui ponti, quindi delle criticità che si sono molto aggravate dopo l'episodio del 17 aprile dello scorso anno e ci fanno paura in quanto una forte precipitazione potrebbe anche causare danni ben più seri e quindi dovremmo intervenire quanto prima possibile. Siamo preoccupati perché le frane e gli smottamenti che abbiamo subito possono aggravarsi sempre più qualora si dovessero ripetere episodi di maltempo gravi, e non è questione di se ma è questione di quando, e quindi noi stiamo con ansia aspettando l'arrivo di una seconda tranche di aiuti economici da parte del governo. Ieri abbiamo avuto gli ispettori che sono intervenuti per verificare la situazione del territorio e ci auguriamo di quanto prima disporre di questo denaro, perché più passa il tempo, più questi episodi accadono e più la situazione si aggrava.